A volte si abusa della definizione scontro salvezza, ma quello di oggi non si può definire diversamente. Due squadre appaiate all'ultimo posto in classifica, che quell'ultimo posto, che significa retrocessione, vogliono assolutamente evitarlo. Entrambe ancora senza vittorie fin qui, in attesa di vedere se la sfida di oggi dirimerà qualche dubbio sul prosieguo del loro campionato. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 14ª giornata, la terza di ritorno del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, Montesilvano Futsal Club. Le rossonere di Andrea Rossi, dopo il bel pareggio contro il Tiki Taka, hanno rimediato due preventivabili sconfitte al cospetto di Falconara e CMB, due gare che hanno comunque fornito buone indicazioni al tecnico vicentino. Le biancazzurre di Marcos Zuccotti sono invece reduci dal confortante pareggio contro la Kickoff, che ha permesso loro di raggiungere in classifica l'Audace e di affrontare appunto lo scontro diretto a pari punti in classifica, aggiungendo ulteriore pepe alla sfida. Andiamo alla lettura dei roster a disposizione dei due tecnici dell'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi: 1 Verdù, 3 Puttoff, 7 Persiano, 8 Ferrari, 9 Melissa Barban, 11 Zandonà, 14 Ficeto, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 77 Evelyn, 95 Boschetto. Per il Montesilvano Futsal Club di Marcos Zuccotti, 2 Conicella, 3 Donati, 4 Brunozzi, 5 Dincecco, 6 Paolini, 8 Daddario, 11 Sant'Angelo, 12 Spadano, 13 Masciulli, 14 Ortega, 22 Marcelli, 27 Matricciani. La terna arbitrale: il primo arbitro è Vincenzo Buzzacchino di Taranto, il secondo, anch'egli di Taranto, Antonio Carnazza, quindi coppia arbitrale tarantina pugliese oggi al Pala Lupatottina. Al crono invece si passa in Lombardia con il bresciano Alessio Briguglio. È tutto pronto da una parte l'Audace Calcio 5 Verona con completo bianco da trasferta, in giallo-blu che sarebbe la terza maglia invece il portiere Marta Verduagnon, dall'altra parte con maglia azzurra e pantaloncini di un blu scuro il Montesilvano Futsal Club. Le squadre appunto che chiudono la classifica a 2 punti, ancora senza vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte. Il peggior attacco il Montesilvano contro il secondo peggior attacco l'Audace, la peggior difesa l'Audace contro la terza peggior difesa del Montesilvano. Ma oggi ci aspettiamo un match da non perdere, sicuramente un match equilibrato da vivere sempre qui ovviamente sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio a 5. È tutto pronto, in primo pallone lo farà rotolare il Montesilvano, che deve rinunciare alla squalificata espulsa nel match di domenica scorsa contro la Kickoff nel pareggio 2-2. Anna Lucia Prenna, l'ex Tiki Taka classe 2002, invece rinuncia anche, dovrà rinunciare per il resto della stagione, per il resto del campionato, a Jessica Nayara dos Santos, che sarebbe stata ex di turno, ma che in mattinata, un po' sorpresa con un post Instagram, ha annunciato il suo addio alla società abruzzese. Società abruzzese che dopo un rimpasto appunto societario e un netto ridimensionamento dei propri obiettivi dopo la finale scudetto dello scorso anno, quest'anno appunto è tornata a Montesilvano dopo un solo anno a Pescara, nei continui anni, continui cambiamenti, continue migrazioni diciamo tra Montesilvano e Pescara. La terza estate consecutiva che si fa il percorso inverso, che si passa da un capoluogo abruzzese all'altro. Dalla finale scudetto appunto lo scorso anno persa 4-3 a Pescara contro il Falconara, alla lotta salvezza, a questa lotta salvezza che oggi vive questo fondamentale snodo, questo cruciale appuntamento con due squadre ancora senza vittoria. Vediamo se oggi arriverà il terzo punto per entrambe, o finalmente almeno per una delle due. L'acco che cerca di giocare con Eva Maria Ortega, la 14, la capitana della formazione abruzzese. Rimessa laterale nuovamente dall'altra parte, quando di secondi poi ne sono passati solamente altri 4, esattamente 24 dall'inizio del match. Recupera palla l'Audace, che può giocarla per la prima volta nel corso della gara, con Evelyn che cerca lo scatto in profondità da parte di Natascia Barban, miglior marcatrice della squadra rossonera per il momento con 6 reti realizzate. Dall'altra parte invece la miglior scorer è con 8 l'australiana Zoe Nicole Spadano, classe 2002, ex Kickoff, avversaria di tante sfide soprattutto a livello under 19 con l'Audace Verona. Dincecco allarga sulla sinistra per Eva Ortega, l'ex Tiki Taka tra le altre, che cerca la giocata di prima in profondità, in verticale da Camilla Masciulli. Non può arrivare la classe 99, palla troppo lunga. La giocatrice che in campionato ha segnato finora una rete. Nel match perso 2-1 a Molfetta. Avvio di gara dal ritmo non propriamente sostenuto, sicuramente
due squadre vogliono ancora studiarsi e capire l'andamento soprattutto di questi primi secondi di gara. Dincecco, la giocata verso Eva Ortega, in anticipo su Evelyn Luana Tosetto, che la tocca irregolarmente e viene fiscato dopo 1 minuto e 2 secondi di gioco il primo fallo della gara, appunto all'indirizzo di una giocatrice rossonera. Buona cornice di pubblico oggi al Pala Lupa Tottina, che ha risposto bene, presente alla chiamata del fondamentale scontro diretto, come anche annunciato in settimana ai microfoni di Any Given Sunday e Calcio a 5 Live, che da qualche mese hanno unito le proprie forze. Dal presidente Alessandro Betteghella, che appunto dice: non ci nascondiamo, e sicuramente questa è una partita che vale una stagione e probabilmente chi perde ha un piede e mezzo in Serie B e noi vogliamo evitarlo con tutte le nostre forze. Ortega, il pallone all'indietro per Ersilia Dincecco, un po' troppo corto, ne stava per approfittare Melissa Barban, l'altra gemella di casa Barban, per lei che invece si è sbloccata tardi con la prima rete realizzata nel primo match dopo la sosta mondiale contro l'Altamura, ma poi ha realizzato appunto nelle ultime 6 partite 4 reti, una delle più in forma, delle più positive dell'ultimo periodo. Il match perso 10-2 al Pala Salandra, a Salandra contro il CMB, 10-2. Hanno segnato le due gemelle Melissa e Natascia. Natascia poi anche sfortunata autrice di un'autorete, una delle tante reti realizzate dal CMB in quella partita che però per l'Audace fa poco testo. Ci prova nel frattempo a destreggiarsi Melissa Barban, che dopo un rimpallo riesce anche ad evitare che il pallone scorra sul fondo, pallone che poi oltrepassa la linea di fondo quando il tocco però decisivo è stato di Eva Maria Ortega Martinez, rimessa quindi, scusate, calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, il primo della sfida, direttamente verso la porta senza trovare compagne libere a centro area e nemmeno appostate al di fuori dell'area Melissa Barban, quindi palla dentro, ha allontanato prima Marcelli e poi con la testa direttamente in corner nuovamente Ortega. Barban, Melissa di nuovo dall'altra parte verso Evelyn, palla troppo lunga, cenno comunque di intesa tra le due, apprezza l'intenzione della compagna. Si partirà però da una rimessa laterale in favore del Montesilvano. Masciulli, Dincecco, Eva Ortega cerca la verticalizzazione direttamente per Spadano, raggiunta poi da Masciulli. Ancora Spadano che resiste alla carica di Puttov, va all'indietro da Eva Ortega, che poi di prima cerca nuovamente con un passaggio però fuori misura Masciulli, e dunque praticamente dalla linea mediana del campo rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. Indietro Melissa Barban da Evelyn. Puttov, ancora Barban che cerca la giocata in profondità verso Evelyn, sporcatura da parte di Spadano, ancora rimessa laterale praticamente dallo stesso punto di quella battuta in precedenza. Puttov questa volta allarga per Natascia, che cerca la gemella con un pallone a metà strada tra lei e Puttov, recupera il Montesilvano. Masciulli ancora brava a resistere alla carica questa volta di Evelyn Luana Tosetto, a servire Eva Maria Ortega. Spadano cerca un suggerimento per Masciulli, in anticipo Melissa Barban, calcio d'angolo in favore del Montesilvano Futsal Club. Dicevamo per la terza estate consecutiva il giro da cambiamento di sede nel 2023 da Pescara a GTM Montesilvano, 2024 GTM Montesilvano torna femminile Pescara Futsal. Quest'anno invece, dopo diverse voci anche insistenti di un'iscrizione in bilico per questa stagione, c'è appunto che poi sono rientrate il nuovo progetto Montesilvano Futsal Club, incentrato principalmente sulle giovanili e sul coltivare il settore giovanile, che tanto sta facendo bene anche a livello under 19, con tante giocatrici giovanissime che vediamo anche oggi figurare in panchina. Vediamo se ci sarà spazio per loro, dipende dall'andamento della gara. Rotazioni per il resto ridotte per Marcos Zuccotti, che oggi deve anche rinunciare a Ortega, cerca di destreggiarsi, cerca sul secondo palo Spadano, ma Carnazza ha punito un blocco irregolare di Masciulli ai danni di Luana Puttov per il primo fallo della gara, anche per il Montesilvano. Nel frattempo l'ingresso in campo di Irene Donati per Camilla Masciulli, primo avvicendamento dettato da Marcos Zuccotti. Dicevamo Zuccotti che oggi deve rinunciare anche alla squalificata Anna Lucia Prenna, mentre invece in diffida dopo l'ammonizione della gara pareggiata contro la kick-off Ersilia Dincecco, capitano.
anzi no, scusate, più che altro totem e leader storico della formazione abruzzese, appunto al Montesilvano o Pescara che dir si voglia, dal 2017. Capitano invece Eva Ortega, anche lei diverse volte in diversi anni, con diverse parentesi nella propria carriera al Montesilvano appunto o Pescara che dir si voglia, nel 2016-2017 e poi tra 19 e 23. Per lei in Italia anche esperienza con Real Stat e Ternane. Tiki-taka, palla lunga da parte di la nuova entrata Maretti per Evelyn, che cerca di superare il numero 11, anche lei nuova entrata, Chiara Sant'Angelo. Recupera poi palla Natasha Barban, fermata poi dall'ottimo intervento difensivo da parte di Ortega. Si alza un attimo il ritmo della sfida, si alza un po' l'intensità dopo un avvio veramente a ritmi più che blandi, a cui non siamo abituati nemmeno in certe sfide che l'Audace Verona qui al Palero Patotina ha affrontato contro le più forti formazioni del campionato, ad esempio CMB Roma o come l'ultima nella sconfitta 7-0 contro il Falconaran. Eppure pure quelle sfide con tanto di vario tecnico, tattico, agonistico, fisico contro le formazioni più forti del campionato per l'Audace Verona avevano avuto un avvio e un ritmo così blando appunto già dai primi minuti. Si cerca ora appunto di aumentare questa intensità con Evelyn che recupera la palla vagante, la gioca poi verso Maretti che osserva il movimento delle compagne, viene dentro il campo con il mancino, supera grazie al blocco di Puttov la diretta verso la palla verso Barban che non riesce a calciare, ancora Evelyn che calcia e in diagonale trova dopo 4 minuti e mezzo di gioco il vantaggio per l'Audace. Calcio a 5 Verona, è il quarto stagionale di Evelyn Luana Tosetto. 1-0 Audace Verona. Alla prima vera occasione del match da una parte e dall'altra, la giocata molto bella da parte di Greta Maretti che ha trovato sul secondo palo Natasha Barban, il cui primo tentativo di deviazione non è andato a buon fine, non è riuscita a coordinarsi per indirizzare lo specchio della porta, difesa da Marcelli. Dopodiché è tornata però in possesso del pallone, favorita dal rimpallo. È stata intelligente a servire a rimorchio la corrente Evelyn Luana Tosetto, il cui destro rasoterra in diagonale non ha lasciato scampo a Gioia Marcelli e ha firmato dunque il vantaggio dell'Audace Verona con il appunto quarto gol di Evelyn Luana Tosetto, la classe 2003 ex Unidep Prato Branco. Può ora partire Maretti che questa volta con il destro, con il piede che non è il suo preferito, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Marcelli. Grande occasione per il raddoppio immediato, sempre all'interno del quinto minuto di gioco per l'Audace Verona, passata in vantaggio, dicevamo poco fa, con la quarta gioia personale in stagione da parte di Evelyn Tosetto, l'ex 2003, la classe 2003 ex Unidep Pato Branco, e nel calcio a 11 Corinthians e Palmeiras. Il tiro scoccato da Dincecco è il primo nello specchio della porta del Montesilvano, non crea alcun problema a Verdù, che poi dopo aver raccolto il pallone lo lancia in direzione di Natasha Barban, palla troppo lunga però, e dunque lo scontro diretto fondamentale in ottica salvezza tra Audace Verona e Montesilvano Futsal Club si è sbloccato all'interno del quinto minuto di gioco e ora sicuramente ci aspettiamo di vedere una sfida più aperta. L'intensità si era alzata, l'agonismo si era alzato negli ultimi secondi di gioco, nei secondi precedenti alla rete di Evelyn, e ora ci aspettiamo anche una partita più aperta dopo appunto questo vantaggio dell'Audace Verona, con il Montesilvano costretto a reagire. Il lancio di Spadano all'indirizzo di Ersilia Dincecco, di testa Maretti ad anticipare e a mettere in fallo laterale, che andrà a battere il Montesilvano in zona offensiva lato destro del fronte d'attacco biancazzurro. Se ne incarica Ersilia Dincecco, anzi praticamente è un corner, se non sbaglio proprio è un corner, la palla indietro da Zoe Spadano che può calciare in diagonale, la deviazione di Maretti che si sostituisce a Verdù e va a mettere in fallo laterale dal lato opposto, nel fronte sinistro, dal lato sinistro del fronte offensivo biancazzurro. Questa volta alla battuta va Eva Maria Ortega Martinez, palla a cercare dal lato opposto Masciulli che stava per caricare il tiro al volo. Camilla Masciulli, classe 99, anche lei
prodotto del futsal abruzzese. Può ripartire in contropiede l'Audace Verona, attenzione alla palla verso Maretti, ancora Maretti che questa volta si mangia, si divora letteralmente il gol del 2-0. Bellissima azione di ripartenza in tandem tra Maretti e Melissa Barban, ripetuti scambi in velocità tra le due. Perfetto il pallone con l'esterno destro da parte della 9 verso la 21, che è potuto arrivare coi tempi giusti sul pallone per calciare e superare per la seconda volta Marcelli. Non è però ancora con il destro, troppo lungo, o meglio troppo alto, sopra la traversa della porta difesa dal portiere ex Falconara Padova e tiki taka. Gioia Marcelli, uno dei tanti nuovi arrivi estivi per il Montesilvano, che appunto in estate 2025 ha salutato gran parte del roster che l'aveva portata a giocarsi lo scudetto scorso giugno contro l'Ocasa Falconara, acquistando appunto principalmente giocatrici giovani e sicuramente con meno appeal rispetto a quelle che hanno salutato. Si è provato poi Ortega con un tiro deviato e poi molto brave sia Puttoff che Melissa Barban a contestare la giocata di Ersilia Dincicco, a farle perdere un po' di equilibrio, di stabilità e a costringerla a calciare malamente a lato. Il rinvio dal fondo da parte di Verdù, troppo lungo il pallone, il suggerimento in profondità per Greta Maretti e quindi si riparte con un rinvio del fondo che invece dall'altra parte è per Marcelli. Ortega, Dincicco cerca centralmente Masciulli con l'esterno, ha capito tutto Melissa Barban, ancora Barban che calcia, questa volta scarabocchia un po' la conclusione sul suggerimento intelligente da parte di Evelyn Luana Tosetto, palla che è strozzata praticamente sul fondo. Spadano, Dincicco, Ortega controlla e gioca centralmente per Spadano, bella giocata con l'esterno, un tunnel a far pervenire il pallone a Dincicco, tunnel ai danni di Evelyn che poi si aiuta troppo con fischiato all'Audace Verona. 2-1 il conto delle regolarità, 1-0 il punteggio che conta. Ancora lunghi e ripetuti duelli in mezzo al campo e stava per uscire vincitrice Melissa Barbani, qui suggerimento poi in profondità per Greta Maretti è troppo lungo. Gioca dunque nuovamente con Marcelli che appoggia Ortega che guadagna metri e fa ripartire una nuova azione delle compagne. Palla lunga verso, attenzione alla palla recuperata da Spadano, Spadano che può calciare, ha parato Verdù, Spadano che stava per punire la leggerezza, l'ingenuità da parte di Maretti che da ultimo difendente ha perso palla in zona sanguinosa, ci prova poi anche Ortega, palla fermata praticamente, accomodata sui piedi di Puttoff da parte di Evelyn che cerca la sortita personale, fermata da Ortega. Ingenuità e palla persa in zona sanguinosissima da parte di Greta Maretti, che poi non può assolutamente raggiungere il pallone giocato nella sua direzione da parte di Evelyn. Palla rubata da Zoe Spadano, la miglior marcatrice del Montesilvano fin qui, con 8 reti, vicina alla nona gioia personale in questa stagione, con un tiro che però ha colpito in pieno Verdù. Brava comunque in uscita a sbarrare la strada e a togliere metri fondamentali di luce della porta appunto alla numero 12 australiana. Grande occasione, la più importante finora prodotta dal Montesilvano Futsal Club in questa partita, la più importante per rientrare in parità, per tornare in parità. Donati conquista il fallo laterale proprio davanti alla panchina dell'Audace Verona, gioca verso Dincicco, Giuliani pressione Maretti, Dincicco, mancino che non sembrava particolarmente velenoso, lo stava diventando per la presa difettosa da parte di Verdù, stava quasi per favorire il tap-in da parte di Donati. Dincicco, il tunnel su Maretti, vince un rimpallo, il tiro di Dincicco, la colpisce forse con un braccio, forse con il volto Natasha Barban, decisamente troppo vicina al punto in cui è stato scoccato il tiro. Donati recupera palla, attenzione poi alla giocata da parte di Sant'Angelo che
sguscia via a Evelyn, che la abbatte, e quindi il terzo fallo dell'Audace Verona in questa sfida frutta anche il primo cartellino giallo all'indirizzo appunto della giocatrice brasiliana classe 2003, uno dei nuovi arrivi estivi alla corte del presidente Alessandro Betteghella, appunto assieme alle gemelle Melissa e Natascia Barban, assieme a Beatrice Ferrari, due giocatrici che poi però nella sessione estiva, senza mai aver trovato spazio nella prima parte di campionato, hanno già salutato la società rossonera. A punto di battuta con lunga rincorsa già preparata Zoe Nicole Spadano, parte la 12 che poi lascia però a Sant'Angelo, che calcia molto male, però Puttoff ha già capito tutto e ha fatto ripartire l'Audace. Attenzione a Natascia Barban, murata dalla grande uscita da parte di Gioia Marcelli. Ancora recupero di Evelyn che può lanciarsi, Evelyn può calciare, questa volta la deviazione di Ortega frutta un corner all'Audace Verona, calcio di punizione gestito malissimo dal Montesilvano con il tocco di Spadano per Sant'Angelo, che ha calciato molto male con il mancino. Nel frattempo ha chiamato il primo cambio, la prima sospensione tecnica, a propria disposizione Andrea Rossi, che vuole un attimo forse rimettere un po' di ordine nella sfida, esigenza a mio avviso di entrambi gli allenatori. Dicevamo Andrea Rossi che ha chiamato quindi questo primo time out tecnico. Due volte poi l'Audace Verona è potuta presentarsi a tu per tu con Marcelli, prima appunto sulla ripartenza gestita da Puttoff verso Natascia Barban, murata da Marcelli, ha provato a ripartire per ben due volte nel giro quindi dei secondi successivi il Montesilvano, con Evelyn Luana Tosetto, la fin qui match winner della sfida, che ha recuperato appunto palla due volte. Prima si è lanciata ancora tu per tu con Marcelli, che l'ha nuovamente murata con grande bravura, e poi ha conquistato la brasiliana classe 2003, un calcio d'angolo per la deviazione di Eva Maria Ortega Martinez, e quindi alla ripresa del gioco calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo rossonero per l'Audace. Calcio a 5 Verona. La sfida che vi stiamo raccontando è una appunto delle 6 di questo 14° turno della Serie A Tesis, Serie A femminile di calcio a 5 2025-2026, la terza di ritorno in campo. C'era stato l'inizio alle 15 di kick-off Soccer Altamura, con le pugliesi in vantaggio esterno, in vantaggio 4-3, 2-0 esterno anche del Falconara sul Cagliari. Torniamo in cronaca con la palla battuta da Puttoff dal corner a cercare Maretti nel cuore dell'area di porta, ha respinto con i piedi Marcelli. Tra 26 secondi saremo esattamente alla metà della prima frazione di gioco, 10-26 al termine. Audace Verona 1, Montesilvano Futsal Club 0. La rete al quinto minuto di Evelyn Luana Tosetto, la quarta stagionale per l'ex Unidep Pato Branco. Marcelli, Spadano, Ortega cerca nuovamente di rallentare il possesso il Montesilvano, che nonostante sia appunto in svantaggio di un gol vuole con calma, con azioni ragionate piuttosto lente, compassate, creare i presupposti per pervenire al pareggio senza aumentare l'intensità, senza poi esporsi soprattutto dopo le palle perse ai contropiedi avversari, che stavano facendo molto male in un paio di occasioni, soprattutto con Greta Maretti e poi con Natascia Barban e Evelyn Luana Tosetto. È proprio la numero 77 che gioca il pallone, calcia e trova all'11° minuto il 2-0, doppietta di Evelyn Luana Tosetto, 2-0 Audace Verona. Recupera palla e gestisce bene il possesso l'Audace Verona, che poi con una serie di blocchi costruisce lo spazio utile per il tiro scoccato dalla media distanza dagli 8 metri circa da Evelyn Luana Tosetto. Un bel destro rasoterra che non sembrava imprendibile, non è sembrata irreprensibile la giocata, il tentativo di parata da parte di Gioia Marcelli, e poi il suo tentativo di intervento sbagliato, con il pallone che è carambolato e rotolato sotto le sue gambe, e dunque la doppietta personale di Evelyn Luana Tosetto. Fanno ora 5 in campionato, diventa solitaria la seconda miglior marcatrice dell'Audace Verona, davanti a lei solo Natascia Barban, autrice di 6 reti.
ciò che più conta per la squadra di Andrea Rossi è il 2-0, il doppio vantaggio all'11° minuto, con appunto la doppietta di Evelyn. Luana Tosetto ha conquistato un corner dal lato sinistro del proprio fronte offensivo, il Montesilvano, con il mancino deviato da Spadano, deviato dalla difesa rossonera. Ci ha provato nella bandierina a mettere dentro Ortega, ha respinto la difesa rossonera, ancora calcio d'angolo in favore del Montesilvano, chiamato ora al ulteriore reazione, forse anche a velocizzare un po' i tempi, è vero, forse aveva rallentato per ritmi per evitare di perdere palla e di subire ripartenze potenzialmente letali da parte dell'Audace Verona, come appunto avvenuto in diversi casi in precedenza. Ora però sotto i 2 gol forse deve accelerare le operazioni. Ci prova Ortega, era finita a terra anche Nincecco, che rialzandosi chiede spiegazioni, chiarimenti al primo arbitro Buzzecchino di Taranto. Aveva chiesto un fallo forse per un blocco un po' troppo veemente, intenso ai suoi danni. Grande calcio poi con il destro da parte di Spadano, che calcia bene, potente e preciso, forse troppo centrale. Prima respinge Verdù, palla che poi si alza a campanile. Sul pallone vanno nuovamente Verdù ed Incecco. Si spiegano rapidamente Incecco e Puttov, capitano rossonero, che ha capito, ha compreso le intenzioni, non certo di far male all'avversario da parte della giocatrice abruzzese, classe 89, Ersilia D'Incecco. Finita a terra però Marta Verduagnon, il portiere iberico spagnolo nativo di Madrid, classe 99 dell'Audace Verona, al secondo anno in rossonero, ex Tiene VIP Infinity, appunto l'Audace dal 2024. Calcia poi Ortega, meno precisa di Spadano, con un pallone che sorvola nettamente la traversa. Era entrata tra i pali subito Verdù, non c'è stato bisogno nemmeno dell'avvicendamento, nemmeno temporaneo con Zardini, come è avvenuto nell'ultima sfida qui al Palio Patatina 2 settimane fa contro il Falconara. Dopo un brutto scontro di gioco, Verdù era uscita per qualche secondo dal campo, appunto consentendo l'ingresso in campo di Lucia Zardini, classe 2007, grande protagonista con l'Under 19, allenata da Arianna Pomposelli. Rimessa laterale con Masciulli che tocca a Spadano, può ricostruire nuovamente il Montesilvano, attende quantomeno il possesso sulla metà campo per alzare la pressione all'Audace Verona. Spadano, palla lunga da parte di Ortega verso Masciulli, che controlla male però il pallone, non è complicato, cerca di spiegarsi Eva Ortega, la spagnola, con il proprio allenatore Marcos Zuccotti, che in estate ha sostituito Maria Amparo Jiménez Lopez, che lo scorso anno è stata protagonista appunto alla guida del Pescara, del raggiungimento della finale scudetto, persa contro l'Occasa Falconara al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per 4-3. Nel frattempo ci prova Maretti, palla alta sulla traversa. Le tre autrici delle reti, Rafa, Pato, Tatti e Roso, sono tutte andate via da Pescara, o da Montesilvano se preferite, con un Montesilvano appunto che ha decisamente rivoluzionato il proprio roster. Bella parata di Verdù con i piedi sul tentativo di Spadano verso il primo palo, poi in anticipo Masciulli favorisce nuovamente il recupero palla da parte del numero 12 ex kickoff, palla per Ortega che calcia, palo clamoroso, la palla che torna da Incecco, che colpisce, se non vado errato, Melissa Barban. Grande occasione per rientrare nel match per il Montesilvano, anche sfortunato in questo caso con il gran destro potentissimo e anche precisissimo, forse troppo, di Eva Maria Ortega Martinez, che ha colpito in pieno il palo alla destra di una immobile Verdù, che non aveva assolutamente visto partire la conclusione, nemmeno aveva abbozzato la parata, il tentativo di parata. D'Incecco recupera palla sul pallone vagante appunto con Melissa Barban,
E poi il dribbling cercato proprio su Melissa Barban da parte di Eva Ortega, allungandosi però troppo il pallone che rotola in fallo laterale. Grande occasione dunque per il Montesilvano, la più importante del match per la formazione appunto di Marcos Zuccotti, che dicevamo ha sostituito Amparo, tecnico argentino ex Ferrocarril Oeste, che ha vissuto 7 anni con la formazione appunto argentina, sezione femminile. Recupera palla, anzi anticipa l'avversaria che cercava di involarsi verso la porta, Evelyn, che chiedeva anche la rimessa laterale in proprio favore, non la ravvisata Buzzacchino. Donati all'indietro da Dincecco, gioca per Spadano che scodella dall'altra parte verso Dincecco, in ritardo rispetto a Melissa Barman che l'anticipa, finisce a terra però nel frattempo anche Lona Putov. Addirittura crampi per lei prima di metà gara, aiutata a rialzarsi, o forse era semplicemente una botta subita in qualche contrasto di gioco negli ultimi secondi, aiutata a rialzarsi. Attenzione al tiro da parte di Sant'Angelo che colpisce Evelyn, rimessa laterale nuovamente per il Montesilvano. 5 minuti e mezzo al termine del primo tempo, Dacia Verona 2 Montesilvano Futsal Club 0, doppietta di Evelyn Luana Tosetto. Donati riceve da Spadano, torna da Sant'Angelo che calcia male la palla, poi che diventa un assist dopo la svirgolata da parte di Chiara Sant'Angelo, un assist per Ersilia Dincecco, il cui mancino di prima intenzione si impenna, decolla alto sulla traversa, mentre Verdù, per non far scadere i 4 secondi a propria disposizione, anche se ci sono veementi proteste del Montesilvano all'indirizzo della coppia arbitrale, Verdù lancia lungo nella zona di Marcelli, dove c'è solo Marcelli. Spadano cerca la giocata solitaria fermata da Maretti, che chiedeva poi a sua volta la rimessa laterale. 5 minuti e un secondo, ora 5 minuti esatti al termine del primo tempo. Il tentativo questa volta centra la porta da parte di Sant'Angelo, ma non crea alcun grattacapo a Verdù. Montesilvano che negli ultimi minuti di gioco sta cercando di aumentare, di alzare la propria pressione dalle parti di Verdù, anche un po' rinvigorita dal palo colpito, certo sfortuna, ma qualche tacca di fiducia in più per la formazione di Zuccotti. Evelyn però, attenzione alla palla verso Natascia Barman, in netto anticipo, molto tempestiva l'uscita da parte di Gioia Marcelli, che ha già fatto correre Dincecco. Non vuole perdere tempo il Montesilvano. Dincecco verso Spadano, anticipata da Maretti, che poi è molto brava prima a superare con un tunnel Sant'Angelo e poi a calciare in vistoso debito d'ossigeno, però con il destro, altra volta che calcia con il piede debole, per così dire, con il pallone appunto che si alza sulla traverso, la trasversale della porta di Pietro Marcelli, che ha già fatto ripartire l'azione delle compagne. Masciulli in posizione di ultimo difendente, all'indietro Sant'Angelo ancora da Masciulli, la palla per Eva Ortega, su di lei in pressione Maretti, cambia lato lato da Donati. Ortega, ancora una rimessa laterale a mio avviso invertita dai due arbitri, perché si vedeva benissimo il tocco di Donati dopo l'intervento difensivo da parte di Puttoff. Rimessa laterale invece concessa al Montesilvano, recupera palla Evelyn con l'aiuto di Melissa Barban. Evelyn non trova lo spazio per calciare, anzi era Natascia Barban, non Melissa. Melissa in questo momento è fuori dal campo. Sul parquet per Rossi ci sono, oltre a Verdù, Puttoff, Maretti, Natascia Barban e Evelyn. Per Zuccotti, Marcelli, Sant'Angelo, Ortega, Donati e Masciulli. Donati cerca di disorientare con una serie di finte Maretti, era andata poi da Masciulli. Guadagna dal lato opposto la rimessa laterale il Montesilvano, che proverà in questi ultimi 3 minuti e 15 secondi di gioco di quantomeno ridurre o dimezzare il passivo, questo doppio svantaggio. Tutto di marca Evelyn Luana Tosetto, doppietta per lei, per il gol numero 4 e 5 della sua stagione. Ortega, Sant'Angelo,
prova ad azionare il suo mancino, lo fa senza però inquadrare la porta di Verdù, andando ben lontana dallo specchio. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, per l'esattezza sono 178 secondi da giocare, 2 minuti e 58. Evelyn Maretti, anticipata nell'intervento deciso da parte di Masciulli. Palla lunga di Verdù verso Maretti, che non controlla, preferisce andare praticamente al tiro al volo. Non è che si impenna alto sulla traversa, anzi nemmeno la raggiunge perché colpisce il tetto del palla lupatotina e rimessa laterale dunque in favore del Montesilvano. Controlla male Ortega, una leggerezza da parte sua, che poi però è brava in scivolata a fermare il tentativo di Melissa Barban, in cui la Puglia poi rigiocata verso Maretti, viene fermata da Marcelli. La bella giocata di Dincecco, ancora Dincecco, supera un'altra avversaria, Dincecco calcia, grande parata di Verdù. Dincecco che ha ignorato Masciulli tutta sola davanti alla porta del portiere spagnolo, poi bravissimo a neutralizzare la conclusione di Dincecco, molto brava a superare due avversari. Il tiro da parte di Spadano, rientra in partita il Montesilvano. Spadano, tiro deviato, 2-1. Nono gol stagionale, assolutamente suo il gol di Zoe Nicole Spadano, classe 2002, ex kickoff, è tutto sua la rete, nonostante una leggera deviazione che è comunque risultata decisiva nel ingannare Verdù. Spadano che anticipa Maretti, viene poi anticipata da Verdù. Brutto contatto poi, anche se è sembrato uno scontro assolutamente di gioco tra le due. Senza paura Verdù ad uscire a valanga sull'avversaria, colpendo però assolutamente prima il pallone. Il rimpallo poi addosso a Spadano per il rinvio del fondo della Dacia Verona, ma soprattutto il contatto inevitabile tra le due. È volata a terra l'autrice della rete di pochi secondi fa, che è valso l'1-2, il -1 al Montesilvano. Nulla di grave però, nessuna conseguenza. Prova la giocata profonda Melissa Barban verso Puttoff, fermata da Ortega. Attenzione a Masciulli che allarga verso Dincecco, Dincecco controlla male, fermata da Evelyn, decisiva davanti e dietro in entrambe le fasi, in zona offensiva e anche in quella difensiva. Con questo intervento ad anticipare Dincecco, favorita anche dal controllo non perfetto della classe 89 abruzzese. E dicevamo dunque Spadano che si conferma sempre più miglior marcatrice della formazione abruzzese. Attenzione al tiro da parte di Ortega, Verdù questa volta per una parata non semplicissima, un tiro non angolato a mezza altezza, ma che è passata in mezzo a diversi corpi, per così dire, e non ha dunque trattenuto Verdù. La palla verso Masciulli da parte di Ortega, che poi detta il passaggio centralmente alla compagna, che cerca di restituire il pallone. Maretti si frappone, rimessa laterale in favore del Montesilvano, che ha decisamente alzato la pressione in questi ultimi minuti di gioco, reagendo molto bene allo 0-2 subito da Evelyn, arrivato subito dopo il primo e unico fin qui time out tecnico del primo tempo chiamato da Rossi. C'era appunto pochi secondi dopo il time out, era arrivato il raddoppio del Audace Verona con Evelyn. Da lì in poi meglio il Montesilvano, che si è fatto preferire, ha alzato la pressione, ha creato diversi presupposti per ritornare in partita, per accorciare le distanze e dimezzare il passivo. Prima un gran palo colpito da Eva Ortega e poi anche con un po' di fortuna Spadano, aiutata da una deviazione che ha spiazzato Verdù. Ha trovato l'1-2 e il nono gol del proprio campionato. Ortega verso Spadano centralmente, molto bene con l'esterno da Dincecco, che torna ancora dal capitano Ortega, che allarga da Spadano, che riesce ad evitare che il pallone rotoli oltre la linea laterale. Spadano scodella per Masciulli, palla ottima in profondità, controlla la numero 13 biancoazzurra
cerca il dribbling su Everin, che non si fa saltare e concede solamente la rimessa laterale al lato destro del fronte offensivo al Montesilvano. Calcia male questa volta Spadano, davvero prospetto più che interessante Zoe Spadano, tornata in Italia dopo un anno, diciamo, sabbatico tra virgolette per lei, che appunto fino alla stagione 2023-2024 aveva militato nel kick-off settore giovanile e anche diverse presenze in prima squadra. 37 secondi al termine del primo tempo, time out chiamato questa volta da Zuccotti, che proverà a riorganizzare le proprie giocatrici e dare le ultime direttive per questi ultimi 37 secondi di primo tempo. Audace Verona 2, Montesilvano 1. La doppietta di Evelyn Luana Tosetto e il gol ad accorciare le distanze da parte di Zoe Spadano. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati che stanno maturando anche sugli altri campi. È finita a San Donato Milanese al Palamattei con la vittoria 4-3 della Soccer Altamura sul kick-off, mentre invece in corso, appunto con inizio alle ore 16, Audace Verona Montesilvano, ovviamente 2-1 che vi stiamo raccontando qui, e a Cagliari invece il vantaggio esterno 3-1 dell'Ocasa Falconara. A chiudere il quadro di questo 14° turno alle 18 Tiki Taka Francavilla Bitonto, alle 20 Lazio Femminile Molfetta, e a chiudere alle 20:45 il super big match tra la prima e la seconda CMB Futsal Team Women Roma, con diretta anche su Sky Sport, con sempre maggior visibilità concessa e giustamente attribuita al futsal femminile di casa nostra. Rientrate in campo le due formazioni con gli ultimi 35 secondi da giocare. Il pallone filtrante giocato da Spadano, ma troppo lungo per Masciulli, complice anche una deviazione rossonera. Palla lunga di Puttoff, è su una zona in cui però di compagne rossonere non ce ne sono. Palla troppo lunga gestita da Marcelli. Quando di secondi ora ne mancano 21. Appoggio per Ortega, deve forse velocizzare le operazioni il Montesilvano se vuole creare i presupposti per un'altra occasione prima della fine del tempo. Ortega gioca, riceve da Spadano, poi cerca ancora la compagna. Ancora 5 secondi, pallone che morirà probabilmente qui. Attenzione a Masciulli che prova ad andarsene. Fondamentale intervento difensivo da parte di Natasha Barban, su cui finisce la prima frazione di gioco al Pala Lupatottina. Audace Verona e Montesilvano Futsal Club vanno a riposo con le padrone di casa avanti 2-1, doppietta di Evelyn Luana Tosetto ad aprire appunto le marcature per il 2-0 momentaneo della formazione di Rossi. Quella di Zuccotti rientra in partita con la rete di Zoe Spadano. 2-1 all'intervallo, a tra poco per la ripresa qui dal Pala Lupatottina.
Bentornati dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Calcio a 5 Verona e Montesilvano Futsal Club hanno fatto ritorno sul parquet, dove tra pochi istanti avrà inizio la ripresa delle ostilità con Audace Calcio a 5 Verona che nel primo tempo ha chiuso avanti, dopo il primo tempo ha chiuso avanti 2-1, doppietta di Evelyn Luana Tosetto, reti al minuto numero 5 e al numero 11. Nel finale, al 18esimo, attenzione a Puttov che si lancia, chiede il fallo da parte di Ortega, anche se sono proteste solo abbozzate. Bella parata di partenza della partita, attenzione, attenzione, clamorosa situazione davanti a Verdù, difficile anche da commentare, palla in profondità di Spadano verso Ortega che tagliava verso il secondo palo, uscita di Verdù con i piedi, palla che carambola addosso, se non vado errato, a Melissa Barban. Palo incredibile, colpito dopo la carambola. Ancora Ortega che riceve da Spadano, gran palla in profondità della 12 verso la 14, non controlla bene però il capitano biancazzurro, diciamo Verdù, che colpisce in pieno dopo aver anticipato Ortega. Melissa Barban, palla che a porta sguarnita carambola sul palo e con una traiettoria incredibile, stranissima, che non favorisce il tap-in davvero da 0 metri a porta totalmente vuota da parte di Eva Ortega, che era lì che aspettava semplicemente il rimpallo sul palo, a meno che la palla non fosse entrata direttamente ovviamente, e non è riuscita davvero nemmeno, tanto la traiettoria è stata particolare, strana, inusuale, a ribadire in porta. Incredibile avvio di ripresa con una palla lunga Puttov in precedenza che si era lanciata e si era involata davanti a Marcelli, che l'aveva anticipata in uscita. È davvero un avvio di ripresa intensissimo, subito spettacolare. 2-1 ancora per l'Audace Verona, doppietta di Evelyn e Spadano a riaprire i giochi nel primo tempo. Masciulli prova ad andarsene, decisamente energico l'intervento difensivo da parte di Evelyn, che ha rischiato a mio avviso, sì, intervenuta sul pallone ma è andata a colpire una manata al volto Masciulli, che si lamenta all'indirizzo di Carnazza. Due arbitri entrambi tarantini, Vincenzo Buzzacchino e Antonio Carnazza. Al crono invece Alessio Briguglio di Brescia. Rimessa laterale in favore del Montesilvano. Ortega calcia, Ortega, Masciulli non riesce a coordinarsi, a indirizzare alle spalle di Verdù. Non c'è nemmeno il calcio d'angolo, davvero bene in avvio di ripresa il Montesilvano. Perde palla Evelyn sulla pressione di Spadano, fermata poi anche da Melissa Barban. Verdù ancora con le mani verso Puttov, anticipata questa volta da Masciulli. Masciulli cerca di involarsi, fermata a sua volta da Melissa Barban. Melissa Barban allarga per la gemella Natascia, fermata molto bene da Spadano. Fase di gioco molto confusionaria, molto difficile anche da commentare, come in precedenza la carambola Verdù. Melissa Barban che stava fruttando il pari in modo comico quasi al Montesilvano. Pari che però, per quanto visto fin qui, soprattutto dopo il 2-0 di Evelyn Luana Tosetto, non parrebbe qualcosa di scandaloso, anzi sembrerebbe il risultato più giusto per quanto visto negli ultimi minuti di gioco. E anche in questo avvio di ripresa Audace che prova a riorganizzarsi, Puttov la gioca con Melissa Barban, Natascia, gran dribbling su Masciulli che cerca di trattenerla, trattiene per qualche secondo, qualche frazione di secondo in modo regolare, sotto gli occhi dell'arbitro Carnazza, che non fischia, non concede alcun fallo. In precedenza appunto dicevamo di Evelyn che, attenzione al tiro poi di Puttov, palla che sorvola di poco la traversa. Diciamo, in precedenza Evelyn ha rischiato molto con una pressione molto energica, molto veemente su Masciulli, ha toccatosi il pallone concedendo la rimessa laterale, ma è anche andata a dare una manata in volto a Masciulli, che si è molto lamentata nell'indirizzo di Carnazza, e Evelyn è l'unica giocatrice ammonita nel corso del primo tempo per un fallo di gioco netto ai danni di Spadano. Donati all'indietro da Dincecco che gioca per Eva Ortega. Capitano ancora indietro dal vice capitano Dincecco.
con l'esterno verso Donati, palla telefonata verso Ortega, anticipata da Melissa Barban per una frazione di secondo, tacco di Spadano splendido per una delle migliori in campo, palla per Donati che allarga da Dincecco centralmente, Spadano non ha lo spazio per calciare, preferisce controllare, allargare poi a Dincecco che stava però tornando indietro, sfuma un'azione promettente per il Montesilvano. Attenzione all'errore di Evelyn che tocca troppo piano in direzione di Puttov, ne stava approfittando Donati. Poi in confusione l'Audace Verona che sta soffrendo la grande pressione, la grande intensità del Montesilvano. Arbitri che ancora vanno a invertire le rimesse laterali come a volte è successo nel corso del primo tempo, nel contesto comunque di una direzione di gara più che positiva, più che buona. Stanno tenendo molto bene le redini della partita in pugno la direzione arbitrale. Qualche sbavatura forse nell'assegnazione dei falli laterali, perché a volte anche qui dalla nostra postazione, anche se possiamo sempre sbagliarci anche noi, sembrava di senso opposto rimessa in diverse occasioni anche nel corso del primo tempo. Ortega, palla dentro, il velo di Donati che intendeva far scorrere dal lato opposto per Spadano, e poi Puttov con un pallone che corre lungo tutta la linea laterale sulla banda sinistra del fronte offensivo rossonero verso Natasha Verban. Nessuno tocca, nessuno controlla, dall'altra parte lo fa Marcelli. Spadano, Dincecco deve rincorrere il pallone, lo fa, poi carambolare addosso a Evelyn. Rimessa laterale per il Montesilvano. Quando se n'è andato è volato letteralmente il primo quarto di ripresa, siamo quasi al meno 15, esattezza meno 15:38, 4 minuti e 22 secondi. Al termine passati nel corso del secondo tempo, scambio dalla rimessa laterale Dincecco Spadano Dincecco, il destro decisamente sballato da parte della classe 89, assegno in questa stagione per 2 volte. Maretti gioca lungo verso Evelyn, anticipata da Donati che favorisce l'intervento di Marcelli. Spadano perde palla sulla pressione di Puttov, ancora Puttov che può partire, rallenta, frena, torna indietro da Maretti che cerca l'imbucata in verticale per Natasha Barban, che nel giro di rotazioni era praticamente tutta sola le parti di Marcelli, palla che non passa. Rimessa laterale per l'Audace Verona dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero, con Puttov sul punto di battuta, gioca all'inizio da Maretti, scambio abbastanza telefonato, aveva capito tutto Zoe Spadano, si lamenta un po' Puttov che considerava forse un po' troppo vicino al punto di battuta la giocatrice australiana. E ora Buzzacchino che va a redarguire, a richiamare alla calma Natasha Barban e Dincecco. A suo avviso, attenzione, una gran palla di Evelyn per Natasha Barban, palla dentro, riesce ad arrivarci prima che il pallone rotoli sul fondo. Attenzione al trattenuta di Puttov ai danni di Masciulli, cartellino giallo, giusto, corretto all'indirizzo del capitano rossonero, trattenuta ai danni di Masciulli che correttamente anche è rimasta in piedi, non è andata a terra. Sicuramente la trattenuta è stata vistosa, fallo tattico, non cattivo, non violento sicuramente, ma passibile di cartellino estratto da Carnazza. Secondo cartellino giallo della sfida, entrambi di colore rossonero, prima Evelyn nel primo tempo e poi Puttov in questa ripresa, quindi entrambi anche brasiliani, i cartellini gialli. Il tocco di Maretti a fermare l'azione di Donati. Classe 97 ex Jesina, rimessa laterale proprio battuta dalla numero 3 biancazzurra. Dincecco
riceve e smista per Ortega nel mezzo spazio di sinistra sulla tre quarti, palla per Masciulli che affronta Puttov, larga per Donati, il suggerimento sul secondo palo, verso il secondo palo, intendeva raggiungere Eva Ortega, la deviazione di Maretti frutta la rimessa laterale comunque a favore del Montesilvano. D'Incecco posiziona il pallone, opera la rimessa laterale all'indietro da Eva Ortega che cerca lo scavetto all'indirizzo di Masciulli in posizione di pivot, va a colpire praticamente la compagna Irene Donati. Rimessa laterale dunque in favore dell'Audace Verona. 14 minuti, 10 secondi ancora tutti da vivere in questo 14esimo turno al Pala Lupatotina della Serie A Tesis. Audace Verona 2, Montesilvano 1, tutte le reti nel primo tempo, ma altre occasioni anche nella ripresa, con il Montesilvano che dopo il 2-0 ha decisamente cambiato la propria partita, decisamente cambiato il proprio atteggiamento, mettendo in difficoltà l'Audace Verona, trovando il 2-1 e rischiando di trovare anche il pari in qualche circostanza. Ortega, Spadano, gioco di gambe, cercare di disorientare Melissa Barban, ancora Spadano che allarga da Ortega, giocano le due giocatrici simbolo forse di questa squadra in questo momento. Vince il rimpallo Donati, fermata solo parzialmente da Maretti. Masciulli punta Puttov centralmente, viene dentro il campo, cerca di allargare per Spadano, ne rallenta il passaggio, dunque l'azione intelligentemente e per il momento provvidenzialmente Melissa Barban. Ancora Masciulli in verticale da Ortega, fermata da Evelyn, fallo questa volta un po' più al limite, un po' più discutibile di Evelyn su Ortega. Terzo fallo del primo tempo, tutti di marca Audace Verona. 3-0 il conto dei falli per l'Audace Verona in questa ripresa. 2-1 il punteggio che conta, sempre in favore dell'Audace Verona. Esce Evelyn, rientra sul parquet anche Natasha Barban. Maretti, le due gemelle Barban e Puttov, oltre a Verdù in campo per Rossi. Ottima la scivolata di Spadano proprio su Maretti a fermarne l'azione. Oltre a Marcelli ci sono invece Spadano, Donati, Masciulli e Eva Ortega in campo per Zuccotti. Rimessa battuta, tiro di Puttov, palla che si impenna e va sopra la traversa, calcio d'angolo dalla parte opposta per l'Audace Verona. Lo batte Natasha Barban verso Melissa, fermata da Spadano, in anticipo Maretti però su Masciulli con la suola. Maretti intende servire in profondità Puttov, il cui tocco poi porta alla rimessa laterale per il Montesilvano. Esce Donati, rientra D'Incecco, quintetto che possiamo definire tipo titolare per Zuccotti. Spadano allarga sulla destra per Masciulli, su di lei Maretti, palla dentro invitante di Masciulli, attenzione, rischia un po' Puttov che si è attardata nel rilancio del pallone, ne stava per approfittare proprio Masciulli, suola di Maretti, la palla dentro, grande parata di Marcelli su Natasha Barban, servita perfettamente dalla gemella. La suola di Maretti per Melissa Barban, pallone perfetto con i giri giusti sul secondo palo per Natasha Barban, che ha sfiorato il 7° gol personale in campionato, negato da un grandissimo, strepitoso intervento di Gioia Marcelli, che ha negato soprattutto quello che più conta, il 3-1 all'Audace Verona. Palla lunga di Maretti, anticipata e intercettata soprattutto da Masciulli, fermata alla grande da Melissa Barban. Fase di gioco davvero intensa, agonisticamente validissima, tecnicamente forse un po' meno, anche se la giocata prima sull'asse Maretti, Melissa Barban, Natasha Barban era stata davvero molto bella, molto pregevole, anche se la parata di Gioia Marcelli è stata davvero straordinaria e ha negato il nuovo +2 all'Audace Verona, che avrebbe potuto, non dico chiudere la gara, in questo sport è difficile chiudere una gara sul 3-1 a più di 12 minuti dal termine, ma avrebbe potuto indirizzarla decisamente dalla parte dell'Audace Verona. Resta comunque in vantaggio la formazione di Andrea Rossi, 11:37, rimane a terra Melissa Barban, una delle più positive fin qui in questa sfida per la formazione rossonera.
Vediamo di osservare le operazioni sulla panchina rossonera. Si è alzata, pronta a togliersi la casacca Evelyn, anche se non c'è bisogno del suo ingresso in campo, rimane sul parquet Melissa Barban. Ortega in anticipo sul lancio di Maretti, che però recupera palla. Maretti prova a saltare Dinceco, che la ferma, concede poi alla Audace Verona la rimessa Carnazza, rimessa in favore della formazione di casa. Melissa Barban, salta Spadano che rientra su di lei e tocca il pallone e poi cerca nuovamente il suggerimento centrale proprio la numero 9 in maglia bianca, colpendo la 12 in maglia azzurra. E dunque calcio d'angolo questa volta dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero per l'Audace Verona. All'indietro Melissa da Maretti che calcia, centra la porta, non è abbastanza però potente il pallone per superare la linea difensiva abruzzese. Ha allontanato Spadano, che poi va a dare il posto, a cedere il posto, credo, mi sento di dire per qualche minuto, forse qualche secondo, a Masciulli, o meglio ad uscire dal campo per pochi secondi in attesa poi di essere lanciato di nuovo nella mischia per il finale. Sarà davvero per cuori forti, credo, se il risultato resterà ancora in bilico fino alla fine. All'indietro Donati da Dinceco, che allarga sulla sinistra Ortega, che si mette in moto, cerca di superare Puttov. L'ultimo tocco è della 14, il cui tentativo di dribbling non è andato a buon fine. L'ultimo tocco è stato proprio il suo, direttamente sul fondo, rimessa dal fondo per Marta Verdú-Agnon, che appoggia l'ex Bagnolo. Greta Maretti, Puttov, Natasha Barban perde l'attimo per tornare da Puttov, cerca poi Maretti lungo la linea dell'out, alla che termina fuori senza tocco abruzzese, rimessa appunto per il Montesilvano. Ortega cerca il pallone in profondità per Masciulli, che aveva però arrestato la propria corsa. 10:29, tra 29 secondi entreremo nell'ultimo quarto di gara, la seconda metà del secondo tempo. Verdú riceve da Natasha Barban, lancia lungo per Melissa, che veniva però incontro, palla direttamente da Marcelli, l'ex portiere del Tiki Taka, che gioca per Dinceco centralmente, fuori misura però per Masciulli. È lei a chiedere scusa, è la giocatrice che era destinataria del passaggio a chiedere scusa, forse per un movimento troppo interno, troppo incontro. Bella la pressione proprio della 13, attenzione a Ortega che gioca da Donati, gioco di gambe, Donati dalla parte opposta verso Masciulli, ottima palla dell'ex Jesina verso l'ex Pescara Serie C Camilla Masciulli. Deviazione, doppia deviazione rossonera, una deviazione di due giocatrici. C'è una palla di Masciulli verso il centro dell'area di porta con l'intervento da parte di Verdú e poi il bello scambio nello stretto tra Donati, Dinceco e Ortega. È della numero 14 del capitano biancazzurro il tiro potente e per questione di pochi centimetri non preciso verso la porta di Verdú, che non aveva nemmeno abbozzato il tentativo di intervento. Grande giocata di Maretti che calcia, Maretti, il tiro incredibile, parata di Marcelli su Melissa Barban, clamorosa parata di Marcelli per la seconda volta a negare il terzo gol all'Audace Verona su un tiro a botta sicura, questa volta dell'altra gemella Barban. Prima era stata una parata provvidenziale prodigiosa sul tentativo da due passi da parte di Natasha Barban sull'assist di Melissa, e poi in questo caso invece sul tap-in, sulla prima parata di... Attenzione che dobbiamo da raccontare un'altra azione del Montesilvano con Masciulli che però scarabocchia il tentativo di suolata verso Spadano. Può ripartire Melissa Barban, il cui tentativo di frenata e sterzata viene fermato proprio da Masciulli. Dicevamo il tiro di Maretti dopo grande giocata sull'out di destra, il tiro con il destro in diagonale, la parata di Marcelli in un primo tempo sulla corta respinta appunto del portiere con la maglia numero 22. Era arrivata tutta sola sul lato opposto, sul lato sinistro, Melissa Barban, che ha controllato, ha calciato verso la porta, la palla verso Evelyn da parte di Maretti, che calcia però proprio Evelyn in condizioni di equilibrio precario.
rimessa laterale in favore ora del Audace Verona. La palla scodellata da Melissa Barban, Puttov calcia la parata di Marcelli, altra grande occasione per l'Audace Verona che ora in ripartenza può davvero far male al Montesilvano e può andare vicino a chiudere la gara. Melissa Barban, rincorsa da Spadano, cerca la giocata sul lato sinistro per Puttov. Si lamenta Zuccotti che chiedeva il tocco, l'appoggio di Marcelli alla giocatrice, la compagna più vicina sul lato sinistro, invece è andata lunga, la palla è stata rubata, era potuta involarsi Melissa Barban. Grandi occasioni per l'Audace Verona, prima Natascia, poi Melissa Barban con grandissime parate di Marcelli e ora altre occasioni in ripartenza per le padrone di casa. In precedenza Puttov che ora torna, finisce ancora a terra chiedendo alle compagne di tirarle la gamba, ancora crampi per lei. E nel frattempo suona anche la sirena, perché a 8 minuti e 28 secondi dalla sirena finale del triplice fischio è Andrea Rossi a chiedere il time out, il primo di questa ripresa. Andiamo a dare un'occhiata al quadro agli altri risultati, ai parziali degli altri campi. Dicevamo alle 13 scusate, alle 15 era cominciato il primo match di giornata, nessun anticipo del sabato per questo 14° turno, terzo di ritorno della Serie A Tesis. Al 15 appunto kick-off Soccer Altamura con la vittoria esterna delle pugliesi per 4-3. Alle 16 invece appunto Audace Verona Montesilvano Futsal Club, che vi stiamo raccontando qui su questo canale. Sempre alla stessa ora invece è cominciata Cagliari o Casa Falconara. Per il momento sta vincendo 4-2 la formazione campionessa d'Italia in carica. Il quadro di questo turno si chiuderà nel corso della serata alle 18 Tiki Taka Francavilla Bitonto, alle 20 Lazio Femminile Molfetta, alle 20:45 il big match tra la prima e la seconda tra CMV Futsal Team e Women Roma, con diretta su Sky Sport, match che sarà sempre dal Pala Saponara di Salandra. E quindi davvero tutto da vivere questo 14° terzo di ritorno turno della Serie A Tesis. Si rientra in campo, ultimi 8 minuti e 28 secondi da vivere ovviamente sempre qui sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5, con l'Audace Verona che cercherà di mantenere il vantaggio fino alla fine, magari anche aumentarlo e guadagnare un certo margine di sicurezza. Montesilvano invece che cercherà a tutti i costi, con tutte le proprie forze, di tornare in partita per un almeno pareggio, che potrebbe essere sicuramente meglio di una sconfitta. Una banalità, un'ovvietà incredibile quella che vi sto dicendo, ma in quest'ottica di classifica mai, in ottica di questa classifica, con questa situazione di classifica, mai così vero. Una situazione, una affermazione ancor più, diciamo, rafforzata. Dincecco allargato per Spadano, che cerca forse con un po' di troppa insistenza. Spadano che calcia, era andata con forse troppa insistenza a cercare il dribbling centrale, infilandosi forse in un imbuto, poi però è riuscita a recuperare palla su una leggerezza difensiva rossonera, è andata in possesso, è andata vicino alla doppietta personale, alla doppia cifra in stagione, con il 10° gol appunto in campionato, ma soprattutto al 2-2 per la propria squadra, con la grande parata di Marta Verdù-Agnon a negarle appunto la doppietta personale e il 2-2. La palla dentro verso Donati, anticipata da Natascia Barbana, a perfezionare poi il disimpegno, o quantomeno ad allontanare momentaneamente la minaccia Luana Putovnova-Esch. Rimessa laterale per il Montesilvano Futsal Club, con Spadano che l'ha giocata all'indietro da Dincecco, che ha allargato a Ortega. Spadano allarga per Ortega, che cerca la scodellata, è intervenuta Putto, che vince anche il rimpallo e guadagna poi con un altro rimpallo. La rimessa laterale insistita, coriace azione del capitano rossonero. Puttov batte la rimessa all'indietro da Evelyn, che rischia un po' col dribbling, perde palla, attenzione alla ripartenza con Spadano che cerca Ortega con un pallone però troppo lento, troppo debole. Ancora Puttov, questa volta per Maretti Barban,
Natasha Barban, scambio forse troppo ripetuto, troppo scolastico tra le due, che non sono andate al tiro, hanno guadagnato comunque il calcio d'angolo. Fase della gara davvero intensa, ma anche un po' confusionaria, caotica, con 1000 ripetuti capovolgimenti da una parte e dall'altra. In precedenza su un avventato tentativo di dribbling di Evelyn stava approfittando Spadano, che però non è riuscita ad andare al tiro, e dall'altra parte non sono riusciti ad andare al tiro nemmeno Natasha Barban e Maretti. Dincecco, grande generosità comunque di entrambe le squadre in questa partita, che non ha deluso le attese, nonostante fosse appunto la partita tra le ultime due della classe. Ancora senza vittoria in campionato, il tiro da parte di Dincecco da posizione fin troppo defilata, non c'è stata deviazione né di Natasha Barban né di Marta Verdù. Evelyn, il tentativo di dribbling, rischia un po' la numero 77, giocatrice decisiva per il momento in questo match, con la doppietta che ha indirizzato almeno inizialmente la sfida dalle parti dell'Audace Verona. 2-0 iniziale appunto con la doppietta di Evelyn Luana Tosetto, poi il gol della giocatrice in possesso di palla in questo momento, Zoe Spadano, a regalarci un grande finale. 6 minuti al termine del match. Spadano riceve da Dincecco, cerca il dribbling, ferma l'azione Maretti. Spadano che torna da Marcelli, il lancio verso Donate che controlla bene con l'esterno all'indietro da Spadano, cerca di guadagnare metri il Montesilvano. Intervento sul pallone, nettamente sul pallone da parte di Puttoff, è rimasta però a terra uscendo male dal contrasto Ersilia Dincecco. Correttamente va a mettere fuori il pallone l'Audace Verona, e ora Dincecco aiutata sportivamente a rialzarsi da Marta Verdù. 5:38 e sarà il Montesilvano ora a restituire palla all'Audace Verona. Non è uscita dal parquet, è rimasta in campo Ersilia Dincecco, restituisce ovviamente, salutata dagli applausi del Palero Patotina, Ortega il pallone. L'ha recuperato già il Montesilvano però con Dincecco che vince un rimpallo con Maretti, brava però a tornare su di lei e a toccare il pallone in fallo laterale del lato sinistro del fronte offensivo biancazzurro. Lo batte Ersilia Dincecco che sistema il pallone, cerca centralmente, Donati non controlla benissimo, si allarga poi ancora Donati che fa carambolare il pallone addosso a Puttoff e guadagna quantomeno da una condizione, da una situazione non facilissima, la rimessa laterale, questa volta dal lato destro, all'inizio da Spadano. Spadano che calcia verso il secondo palo, in anticipo su Eva Ortega, Melissa Barban, allontana poi Maretti, chiede alle proprie giocatrici di alzare il blocco difensivo Andrea Rossi, e a 5 minuti e 9 secondi dal termine il time out lo chiama Marcos Zuccotti, sarà l'ultimo della sfida. Siamo 1-1 quindi anche per quanto riguarda il conto dei time out chiesti dai due allenatori, i due time out appunto a disposizione, uno per parte, e quindi gli ultimi 5 minuti e 9 secondi andremo a viverceli tutti d'un fiato. Andiamo a dare uno sguardo anche al risultato dell'altra sfida incredibile. Il Cagliari è riuscito a agguantare momentaneamente il pari al Palaconi in casa appunto contro lo Casa Falconara. 4-4 ora il parziale, 4-3 vittoria della Soccer Altamura sul campo della kick-off nella sfida delle 15 che aveva aperto il turno. Il prossimo invece turno, il 15esimo, quarto di ritorno, vedrà, andremo a dare poi ovviamente tutto il quadro in chiusura di cronaca. Andiamo invece a dire solamente gli impegni delle due formazioni che vi stiamo appunto facendo vedere in questo momento, di cui vi stiamo raccontando la partita in questo momento. Montesilvano Futsal Club che ospiterà il Tiki Taka Francavilla al Pala Roma di Montesilvano per il derby abruzzese in anticipo sabato 31 gennaio alle 17, invece domenica 1 febbraio alle 16 Audace Verona ospite della Women Roma al Pala Pertini di Fiano Romano, per un turno che vedrà alle 20:45 a chiudere il quadro un altro bellissimo match, un altro match di cartello tra Ocasa Falconara e CMB, ma andremo appunto a descrivere tutto in chiusura di cronaca. Prima ci sono gli ultimi 5 minuti e spiccioli da raccontare tra
Audace Verona e Montesilvano Futsal Club, scusate, in questo bellissimo avvincente incontro Salvezza. Attenzione alla giocata, Masciulli fermata forse ingenuamente, forse troppo correttamente, rimasta in piedi. Maretti si trascina il pallone sul fondo, aveva chiesto il fallo, viene ammonito anche un componente della panchina, probabilmente un dirigente accompagnatore del club abruzzese. C'era stato però un fallo nettissimo di Puttoff ai danni di camminandosi sul destro, è stata trattenuta, era rimasta però in piedi, finendo poi a terra dopo un altro contratto da Buzzacchino di Taranto, che però appunto poteva fischiare il fallo in precedenza, anche se in questo caso forse un po', diciamo così, con poca esperienza. Masciulli non è andata a terra, sono in piedi fino all'ultimo e poi andando a terra quando ormai il contrasto da parte di Evelyn era più che regolare. Puttoff che guadagna dall'altra parte un calcio d'angolo di vitale importanza in favore dell'Audace Verona. Lo batterà Melissa Barban dentro per Puttoff. C'è stata la deviazione di una giocatrice abruzzese, se non vado errato da parte di Dincecco. È stato un altro contatto poi tra Puttoff e Masciulli, altro episodio di un duello che sta trascinando per tutta la sfida. Dentro Maretti per Melissa Barban, anticipata da Dincecco, che perfeziona il disimpegno con l'aiuto di Eva Ortega. Dincecco rallenta, sterza, gioca Ortega che cerca centralmente Masciulli, anticipata da Maretti, e poi Melissa Barban in diagonale con il destro che si perde sul fondo. Applausi del Pala Lupatottina a salutare la giocata della numero 9 in maglia bianca. 4 minuti e 3 secondi al termine, 243 secondi da vivere al Pala Lupatottina in questo bellissimo match salvezza, emozionante, nonostante si vadano a sfidare le ultime due della classe ancora senza vittoria. Maretti ferma Eva Ortega, rimessa laterale in favore del Montesilvano. Portiere di movimento per Zuccotti, che ha inserito con la maglia verde appunto del portiere Chiara Sant'Angelo. Power play 5 contro 4 per il tecnico argentino in questi ultimi 3 minuti e mezzo, poco più di gioco. Ortega, Dincecco, Spadano. Dincecco allarga male per Sant'Angelo, che ora andrà a dare il posto nuovamente, a cedere nuovamente il posto a Marcelli, che ora però torna in panchina. Rientra Sant'Angelo perché Maretti ha ingenuamente sprecato la rimessa laterale, calciando con la palla in movimento. Ha cercato probabilmente, per sfruttare il momento della sostituzione tra Sant'Angelo e Marcelli, di lanciare lungo. Sandro però con troppa frenesia, troppa fretta, e quindi col pallone in movimento. Inversione della battuta, rientra Sant'Angelo, esce nuovamente Marcelli, ancora 5 contro 4. Ortega, Dincecco, Ortega allarga per Sant'Angelo, che allarga ancora a Ortega, ancora Dincecco, va da Spadano per Dincecco, ancora Spadano. Si alza la pressione dell'Audace Verona, gestisce bene il pallone per il Montesilvano. Attenzione a Spadano che va a calciare in diagonale, poteva essere un tiro cross, c'era anche sul secondo palo Masciulli tutta sola, in scivolata Evelyn a mettere in corner che andrà a battere dal lato destro del fronte offensivo abruzzese proprio il portiere di movimento Sant'Angelo. Spadano per un attimo pensa al servizio sul secondo palo, desiste e decide di consolidare il possesso. 2 minuti e mezzo. Ortega, Spadano ancora, Spadano che allarga da Dincecco, alza la pressione all'Audace Verona, la tiene bene però il Montesilvano per questi ultimi secondi di gioco, minuti diciamo. Ortega da Masciulli, ha un po' di spazio, Masciulli con la suola verso Dincecco, Ortega, ancora Dincecco a spazio e allarga male però per Spadano, a metà strada tra Masciulli e Spadano. 2 minuti 9 secondi, 129 secondi. Audace Verona che guadagna, conquista una fondamentale rimessa laterale, zona difensiva
andrà a calciare lungo Maretti direttamente in fallo laterale, semplicemente un alleggerimento e una spostare di qualche metro e di qualche secondo la pressione, alzando però ora e quindi non favorendo l'inserimento del portiere in movimento da parte del Montesilvano. Recupera palla Puttov che va a calciare praticamente dalla propria metà campo da Marcelli, che raccoglie e gioca a Dincecco. Spadano ancora verso Dincecco, non inserisce il portiere in movimento questa volta Zuccotti. Masciulli, palla troppo lunga per lei da parte di Spadano, anticipa Puttov che protegge l'uscita da parte di Verdù. La palla poi recuperata ancora da Dincecco in anticipo su Evelyn. Ortega, ancora Spadano, rientra questa volta con la maglia del portiere in movimento è Donati con il numero 3, non più Sant'Angelo, al posto sempre di Marcelli. Ortega anticipa Natascia Barban, subisce fallo, non lo fischiano gli arbitri. Resta 3 irregolarità in questa ripresa, l'Audace Verona sempre 0 il Montesilvano. Ancora Ortega, la palla da Donati, dentro per Spadano, Ortega calcia, Ortega smorza un difendente dell'Audace Verona, rilancia poi lungo con troppa fretta a Verdù. 54 secondi, Audace Verona alla strenua resistenza, alla infinita difesa del proprio piccolissimo vantaggio, del proprio gol di vantaggio maturato nel primo tempo. Tutti i gol nel primo tempo, nessuno nella ripresa, ma una ripresa se possibile anche più intensa del primo tempo, con tante occasioni da una parte e dall'altra e stranamente posso dire nessun gol. Ortega, Dincecco, Spadano allarga per Masciulli, all'inizio ancora da Spadano che viene però colta in controtempo, deve rincorrere il pallone, la gioca poi verso Ortega. Ortega un po' di spazio, attenzione a Dincecco, Dincecco a spazio, Dincecco, palla per Donati, palla dentro, Masciulli e nessuno che riesce a calciare in due a porta vuota. Incredibile, 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 con la giocata perfetta di Dincecco che non ha forzato la giocata, con i tempi perfetti, non è andata al tiro, ha servito Donati sul cui cross, attenzione a calcio d'angolo concesso da Puttov, 6 secondi, il cross di Donati a centro area aveva superato Verdù, nessuno, né Spadano né Masciulli sono riusciti a depositare la palla in porta vuota. Il tiro di Ortega ha respinto Puttov, 2 secondi, finale incredibile, era la palla dentro, tira Ortega, palla alta di poco, finisce qui, incredibile finale, emozioni a non finire, finisce 2-1 per l'Audace Verona sul Montesilvano Futsal Club. Le reti tutte nel primo tempo. Al quinto minuto Evelyn Luana Tosetto, all'11° ancora Evelyn per la doppietta personale e il gol numero 4 e 5 personali della sua stagione. Ha accorciato le distanze, ha dimezzato il passivo al 18° con Spadano. Il Montesilvano non è però servito a rientrare in partita. Clamorosa la chance a pochi secondi dal termine, con il suggerimento centrale di Donati a superare Verdù e a cercare appunto nel cuore dell'area di porta una tra Spadano e Masciulli, che avrebbero avuto l'occasione di depositare nella porta rimasta sguarnita, ma davvero da pochi passi nessuna delle due è riuscita a raggiungere il pallone, appunto a superare il portiere spagnolo, a depositare nella porta ovviamente rimasta sguarnita. Finisce dunque 2-1 con il brivido finale, con diversi brividi finali per l'Audace Verona, che però strenuamente resiste e porta a casa un successo vitale. È il primo stagionale per la formazione di Andrea Rossi, che dopo tante buone prestazioni ma nessuna gioia, nessuna vittoria, almeno solamente 2 punti raccolti fin qui, raggiunge una vitale per il momento quota 5 punti in classifica. Rimane invece mestamente a quota 2 e all'ultimo posto in graduatoria il Montesilvano Futsal Club a 8 partite dalla fine della stagione. Potrebbe essere, considerando anche i diversi scontri contro squadra dell'alta classifica ancora da affrontare, un margine difficile da recuperare, anche se nulla è ovviamente deciso e nulla è perduto per la formazione di Marcos Zuccotti. Il prossimo turno, il
turno numero appunto 15 del campionato tra sabato 31 e domenica 1 febbraio. Sabato 31 alle 17 Montesilvano Tiki Taka, domenica 1 alle 16 Molfetta Kickoff e Women Roma Audace Verona 17:30, Soccer Altamura Cagliari alle 18. Bitonto Lazio a chiudere il quadro alle 20:45 il big match Casa Falconara CMV Futsal Team. Deve ancora però chiudersi il 14° turno con alle 18 Tiki Taka Bitonto, alle 20 Lazio Molfetta, alle 20:45 su Sky il big match CMB Women Roma. Io ringrazio ovviamente Filippo Piovesan e FP Video Production per la regia, Alessandro Zamboni per le immagini, per le riprese di questo match davvero avvincente. Un saluto e un ringraziamento sull'esultanza dell'Audace Verona, un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci per i prossimi appuntamenti con il grande calcio a 5 da Giacomo Mozza.